Arriverà a Vicenza martedì 20 gennaio la fiamma olimpica, un passaggio che nel tratto conclusivo di Corso Palladio sarà affidato a tre tedofori di spicco che hanno scritto la storia dello sport, a partire da Gabriella Dorio, ex mezzofondista che ha disputato in carriera 5 finali olimpiche, laureandosi campionessa olimpica dei 1500 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984. Sono emozionatissima perché quando si parla di Olimpiadi è chiaro che ce l'abbiamo dentro nel cuore e speriamo che tutte queste emozioni che sentiamo riusciamo a trasmettere a chi ci guarda e soprattutto ai ragazzi che vogliono intraprendere qualcosa nello sport. Passerà poi a Gelindo Bordin, ex maratoneta italiano, campione olimpico a Seul 1988, primo italiano a vincere la maratona olimpica ed unico italiano ad aver vinto la maratona di Boston. Spero sia un messaggio importante, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri atleti italiani per portare a casa delle medaglie, perché le medaglie e le vittorie smuovono in maniera positiva gli animi e speriamo che tutto il sentimento che c'è attorno alle Olimpiadi possa smuovere anche gli animi di tutte quelle persone che hanno la possibilità di far finire gli scempi della guerra purtroppo che oggi abbiamo in diverse parti del mondo. All'altezza di Piazza Castello il testimone andrà all'ultimo tedoforo Mario Vielmo, alpinista vicentino che ha scalato 14 8000, di cui 13 senza l'uso di ossigeno, che avrà l'onore di accendere il braciere. L'ultimo 8000 è stato lo Scia Parma che si trova proprio in Tibet, è l'ultimo, il più piccolo tra i 14 8000 e salì il 9 ottobre del 2024 e portai la bandiera proprio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, con l'auspicio insomma di dare un messaggio di pace sempre a tutta l'umanità. Ma ad onorare il passaggio della fiaccola ci saranno anche gli altri atleti olimpici vicentini.